per sapere che chi entrava in quei campi non era più giudicato una persona umana, era un numero o una cosa, ed eri soggetto alle più infami servizi. Portato nella cittadina di Neudam, che è circa 30 km da Berlino, e lì c'era la fabbrica della famosa V1, V2, che partiva dalla Germania e andava su Londra. E con me lavorava un prete francese, un certo Don Noël di Lione. Comunque, dopo un periodo di tempo che lavoravo assieme a questo prete, una mattina viene al lavoro piangendo e mi dice: Giulio, guarda, io non posso più lavorare in questo posto, perché sono venuto a sapere che quello che fabbrichiamo noi serve per far morire tanta gente. E ho chiesto cosa si poteva fare. E mi dice: dobbiamo fare degli atti di sabotaggio. E così abbiamo fatto. Ecco, lavoravamo a un tavolo, sopra c'era una specie di trapano, passavi la manovella e nel rullone che doveva essere incastrato con la scatola veniva tagliato, così non passava la corrente e la bomba non poteva funzionare. Dopo un mese circa hanno trovato il guasto perché la bomba non funzionava e ci hanno pescati tutti e due, io e il prete. Dopo un pestaggio hanno fatto un processo. Il prete fu mandato nel campo di sterminio di Mauthausen e io fui mandato nel campo di sterminio di Lublino in Polonia. E qui inizia un vero calvario. Al mattino, quando venivano a aprire la baracca, ti facevano uscire per l'appello e come uscivi ti prendevi subito 3 o 4 nervate e poi c'era la marcia, loro dicevano che era la marcia della salute. Noi la chiamavamo la marcia della morte. Consisteva nel metterti sulle spalle un sacchetto di 10 kg di sabbia e dovevi correre per 10 chilometri. Chi non lo faceva, o che veniva ucciso sul posto, oppure c'era sempre una camionetta che ci seguiva, li caricavano su questa camionetta e li portavano alla camera a gas. Il campo dove ero io, ma in tutti i campi di sterminio, la vita era veramente infernale, non quanto per la fame, il freddo, il duro lavoro, ma per quanto dovevi assistere e costretto a applaudire a cose veramente ignobili che un uomo può fare contro un altro uomo. Noi non eravamo solo dei numeri o delle cose, ma eravamo persino
dei giocattoli per far divertire quei grandi criminali con il nostro sacrificio. Infatti, nel campo di Lublino dove ero io, sono stati trucidati 1.800.000 persone nelle camere a gas e nei forni crematori. Tutte le mattine in quel campo entrava un treno con dei nuovi arrivati e dovevano fare il posto a questi nuovi arrivati. E come facevano a fare il posto a questi? Io del campo dove ero io ero formato di 200 baracche. Ero suddiviso in 10 blocchi di 20 baracche ciascuno. Avevano creato una commissione che tutte le sere, a turno nei vari blocchi, entrava e sceglieva i più deboli, più anziani, degli ammalati, e dicevano: voi domani mattina non andate al lavoro perché avete bisogno di cure e di riposo. Verrete accompagnati nell'ospedale. La mattina venivano presi tutti questi selezionati e dicevano: prima di andare in ospedale dovete fare il bagno, ma invece di aprire i rubinetti dell'acqua, aprivano i rubinetti del gas e li facevano morire in questo modo. Appena morti, venivano spogliati di tutti gli oggetti che avevano, persino i denti d'oro. E alle donne le venivano tagliati i capelli perché con quelli fabbricavano delle corde e poi venivano buttati nei forni crematori e cremati. Ero addetto alla pulizia del quel treno che tutte le mattine entrava nel campo. Una mattina in quel campo e in quel treno e scese una donna russa che teneva un fagotto tra le mani. Uno della SS, visto che questa donna faceva fatica a camminare e aveva questo fagotto tra le mani, gliel'ha strappato. Era un bambino nato la notte sul treno, aveva partorito sul treno. Visto che era un bambino, ha cominciato a gridare Caput comunist, cioè morte ai comunisti, e hanno preso questo bambino, l'hanno gettato per aria e fatto versare i fucili. La madre si è scagliata contro questo SS, è stata immediatamente uccisa. 3 prigionieri russi che lavoravano con me, visto quanto è accaduto, si sono scagliati contro questi della SS e anche loro sono finiti subito fucilati. Un altro modo per far divertire
questi grandi criminali era il gioco del secchio. Vedete, questo gioco consisteva di prendevano 10 secchi grandi, li riempivano d'acqua, dietro a questi secchi mettevano 10 prigionieri inginocchiati e dietro questi inginocchiati altri 10 in piedi. E ad ogni cenno dell'organizzatore della festa dovevano prendere la testa di questi inginocchiati e metterli nell'acqua. Questo gioco poteva andare avanti anche 2 ore, fino a che questi disgraziati rimanevano affogati nell'acqua. Quello che resisteva di più veniva graziato. La grazia consisteva di non farlo affogare nell'acqua, ma di essere ucciso con il colpo di pistola. E tante volte prendevano delle prostitute e una prostituta doveva fare l'amore assieme a quello che aveva resistito di più. Ma durante questo atto veniva ucciso il prigioniero che aveva resistito dall'acqua e anche la prostituta. Questo per loro era un gioco e noi eravamo obbligati ad applaudire a queste cose. Mentre si stava pulendo il giardino che c'era in mezzo al campo, una villa con il comandante che aveva un giardino e noi eravamo addetti, oltre che al treno, a tenere pulito il campo, cioè almeno quel blocco dove eravamo. E una mattina, mentre si stava mettendo dei fiori sul vivaio, il cane di questo comandante è andato su questo pezzetto di terra dove avevamo appena piantato i fiori e ha cominciato con le zampe a scavare i fiori. Uno che lavorava lì ha preso un piccolo sasso, perché era a 10 metri, e gliel'ha buttato al cane per farlo andare via. In quel momento c'era il comandante del campo che usciva dalla villa. Visto che questo aveva preso un sasso dandolo al suo cane, ha tirato fuori la pistola e ha ucciso subito quel povero disgraziato con prigioniero. Quando succedeva che qualcheduno tentava di arrampicarsi ai reticolati che poi rimanevano là perché dentro c'era alta tensione. Ecco, allora quelle giornate lì non c'era niente più da mangiare, erano volte, veniva dentro nella camerata la sera, uno per uno ti bastonavano. Ed è un episodio che un ucraino era, che aveva, questo non l'ho mai raccontato perché era cose, che aveva
risposto un polacco, uno di questi che comandava, e risposto, hanno fatto bene, almeno l'hanno finita, e se posso appena lo faccio anch'io. Ecco, questo l'hanno preso, hanno legato sulla sedia e hanno levato tutte le unghie delle mani e dei piedi e l'hanno lasciato lì 3 giorni così. Non si può descrivere il dolore non solo di lui, ma di tutti noi che eravamo costretti a stare lì a vedere qualcosa. Perdonare sì, ma dimenticare no. Non era il popolo tedesco cattivo e crudele, ma il nazismo di Hitler come lo è stato il fascismo di Mussolini in Italia. Ma non per questo si può dire che il popolo italiano sia cattivo e crudele. Dobbiamo sempre distinguere i popoli dalle organizzazioni criminali come il nazismo, il fascismo e altre che con la loro politica alimentano odio e disprezzo per gli altri. Noi deportati venivamo a parlarvi per farvi conoscere i mali causati dal nazismo e dal fascismo, ma non vi parliamo di queste cose per infondere in voi l'odio verso coloro che si sono macchiati di questi orrendi crimini. Perché l'odio chiama odio e violenza, mentre noi vogliamo che trionfi l'amore e la pace tra tutti i popoli del mondo. Vogliamo anche che non si dimentichi mai quanto è accaduto nel passato, perché un popolo che dimentica il proprio passato è un popolo senza avvenire.